Stavano rientrando probabilmente a casa a bordo del loro camper dopo qualche giorno di ferie. In un attimo la tragedia. Le vittime sono Anna Pieropan, 29 anni, il marito Daniele Miniati, 32 e la loro figlioletta Diletta di appena 5 mesi. Un'intera famiglia distrutta. Abitavano a Schio, si erano sposati nel 2017 e pochi mesi fa dal loro amore era nata la loro prima figlia. Il gravissimo incidente la notte scorsa all'altezza di Saletto Bentivoglio in provincia di Bologna. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, il camper, per motivo al vaglio delle forze dell'ordine, è stato tamponato violentemente da una Ford Fiesta guidata da un 19enne di Napoli. L'utilitaria è finita fuori strada mentre il camper prima ha urtato il guardrail, poi si è capovolto in mezzo alla careggiata dove è stato preso in pieno da un pullman. Nulla da fare purtroppo per la famiglia. Altre 4 persone sono rimaste ferite ma non sono in gravi condizioni. A bordo del bus viaggiava invece una comitiva di una cinquantina di ragazzi di Pordenone, tra i quali alcuni minorenni che stavano rientrando da una gita al Lucca Comics. I conducenti dei 2 veicoli che hanno tamponato il camper sono stati sottoposti ora al test per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga. Entrambi sarebbero indagati per omicidio stradale. Alla guida della Ford Fiesta c'era un 19enne di Napoli neopatentato, ha conseguito la patente a maggio 2019, mentre il conducente del pullman è un 53enne originario dell'ex Jugoslavia e residente in Italia. La tragica notizia è arrivata a Schio lasciando una comunità impietrita dal dolore. Su Facebook le foto del matrimonio di Anna e Daniele, i volti felici, una vita la loro che si è riempita d'amore con la nascita di Diletta. In un attimo, forse per una disattenzione, è stata distrutta una famiglia, cancellando per sempre i sogni e le speranze di 2 neogenitori e della loro piccola.